Quindi una storia assolutamente di coerenza, una storia di coraggio, una storia di curiosità, due priorità economiche la Lega ha in questo momento: uno, la riduzione del carico fiscale, quindi estendere la flat tax al 15% a tutte le lavoratrici e i lavoratori privati e dipendenti, e la priorità in un momento di crisi e di difficoltà economica come questa per tante imprese, per tante partite IVA, per tante famiglie, una giusta, sacrosanta, necessaria, urgente, definitiva pace fiscale fra i cittadini e il fisco, con una rottamazione decennale senza sanzioni e senza interesse. Ci sono 1.300 miliardi di cartelle esattoriali sul comodino di 20 milioni di italiani, dipendenti pubblici, dipendenti privati, liberi professionisti. Lo Stato deve fare, è incardinato in commissione al Senato, abbiamo fatto le audizioni con tutto il mondo produttivo a favore, conto che il centrodestra, che è un'alleanza solida, compatta, omogenea, che ha nella Lega il suo collante, il suo stimolo, il suo pungolo, porti a casa quella che per milioni di famiglie ed imprese è la sopravvivenza, la rottamazione delle cartelle esattoriali una volta per tutti, per tornare a far pagare, respirare e sognare queste famiglie. Torniamo a noi. Qualche riflessione, ma proprio accenni. La difesa dell'identità. Parto da Alberto Stefani a una settimana esatta dal congresso, perché sabato prossimo molti di voi saranno a Firenze per un momento di riflessione, di decisione, di visione, di rilancio e di ripartenza. Non dobbiamo sederci sui sondaggi che dicono, perfino sul Corriere della Sera, che la Lega sta crescendo, quindi deve essere successo qualcosa di particolare in questo periodo. Però dobbiamo a testa bassa lavorare. Ovviamente squadra che vince non si cambia, e in Regione Veneto squadra che vince non si cambierà. L'obiettivo è di proseguire col buon governo leghista in Regione Veneto e mi accontenterò della Lega primo partito della Regione Veneto. Solo questo è il nostro obiettivo. Poi i giornalisti chiedono quando si vota, come si vota. Noi siamo pronti anche domani mattina. Sicuramente parlavamo di Olimpiadi, siccome c'ero in quel Consiglio dei Ministri, e portare a casa le Olimpiadi governato con i 5 Stelle, con Conte, Di Maio e Toninelli, non è stato semplicissimo. È stato... Però la soddisfazione quando proprio pochi giorni fa, alla faccia dei gufi, non ce la faranno mai, siamo andati a verificare il fatto che i lavori stanno procedendo e quelle Olimpiadi porteranno sul territorio, ovviamente Veneto-Lombardo, ma a livello nazionale 5 miliardi di euro di valore aggiunto in termini di lavoro e di impresa. La faccia dei signor no, che non volevano il Mose, non volevano la TAV, non volevano il Brennero, non vogliono il ponte. Noi siamo qua per fare le cose in Italia, non per bloccare le cose in Italia. Ovviamente avremo degli avversari che proveranno a fermare il vento. Grande cantautore a me caro, cantava negli anni 70, gli anni della lotta di classe, dei conflitti di piazza. Voi non riuscirete a fermare il vento, al massimo potete fargli perdere tempo. È chiaro che il vento della storia sta andando in una certa direzione. È come il crollo del muro di Berlino. Possono provare a tamponare, a perdere tempo, a guadagnare 1 mese di vita, 2 mesi di sopravvivenza in più, ma la storia dei popoli, della libertà, il fiume va e non lo arresti. Ecco, ovviamente bisogna ben capire dov'è il problema per risolverlo, questo problema. Il nemico dell'autonomia non è il cittadino, né a Padova, evidentemente, né a Caserta, perché se la qualità dei servizi offerti oggi è evidentemente diversa, oggi fine marzo 2025 è chiaro che un ragazzo che nasce nel nord-est
o un ragazzo che nasce sulla Sila ha delle opportunità di vita, di lavoro, di scuola, di salute, di mobilità diverse. Ecco, gli unici avversari dell'autonomia non sono i cittadini, è una classe politica e burocratica che al Sud ruba i voti da 50 anni, si porta a casa soldi senza fare quello che con quei soldi avrebbe dovuto fare. E a Roma è burocraticamente ben rappresentata, evidentemente, però non ci fanno paura. Ecco, parlavo ieri con alcuni imprenditori, c'è stato un buon 2024, mentre Germania e Francia rallentano, e c'è un 2025 con luci e ombre, ovviamente con una situazione internazionale complessa, non c'è niente di facile, non c'è niente di riassumibile, è un momento in cui occorre valutare, ragionare, studiare, capire, riflettere. È chiaro che quando le massime istituzioni europee fanno dei video come tredicenni su TikTok, sghignazzando sul kit di sopravvivenza in caso di guerra, che ti spiega che se scoppia la guerra nella borsetta devi mettere l'accendino, un mazzo di carte. Ci hanno detto che in caso di emergenza nella borsetta della sopravvivenza bisogna mettere del denaro contante perché le carte di credito non serviranno. Mettetevi d'accordo con voi stessi, state rompendo le palle al denaro contante, alla libera circolazione del denaro contante da anni, che anche per andare in bagno devi strisciare il bancomat e poi in caso di emergenza il bancomat lo lasci nel cassetto e serve del contante. È chiaro che questi messaggi di terrore, di paura, condizionano l'economia. Se io imprenditore devo investire, se io padre di famiglia devo investire ai miei massimi rappresentanti a Bruxelles, questa non era una passante, era la commissaria europea belga alle emergenze. Dicono, cacchio, se le istituzioni europee mi dicono, occhio ragazzi, domani, non so se l'avete pronto il kit di sopravvivenza, occhio. E quindi ricordarsi soprattutto il mazzo di carte, perché senza il mazzo di carte è difficile. È chiaro che sono messaggi di terrore e la domanda che ti devi fare quando accade qualunque cosa in politica, nella vita, in famiglia è: ma quel messaggio è figlio di improvvisazione, di insipienza o c'è un progetto? Io temo che sia figlio di un progetto. Terrorizzarci, e però se siamo a rischio guerra mondiale, come diceva qualcuno prima di me, con i carri armati sovietici pronti a invadere Borgo Ricco e Albignasego, allora dico, fermi tutti un attimo, però uno va su Google, senza avere il dossieraggio dei servizi segreti, uno va su Google, digita guerra 2022 e legge i resoconti che la stessa Commissione europea, che oggi ci invita al kit sopravvivenza perché siamo a rischio invasione, e andate a leggervi i resoconti di questi 2 o 3 anni. Avevamo vinto la guerra nel 2022, la Russia era in ginocchio, le sanzioni avevano messo in ginocchio Putin e la Russia. Col senno del poi temo che le sanzioni abbiano messo in difficoltà imprese venete e italiane piuttosto che Putin e la Russia. Però non voglio dar giudizi, perché oltre al processo di Palermo per sequestro di persona hanno anche archiviato quello che mi vedeva come agente segreto putiniano del KGB. Quindi io do solo elementi di lettura, non do giudizi, però vi ricorderete negli ultimi 3 anni Putin c'ha il tumore, Putin c'ha l'Alzheimer, Putin è morto, come qualche fenomeno che nei giorni scorsi ha detto che il Santo Padre era morto, ma c'è gente che crede che la Terra sia piatta, che l'uomo non sia mai andato sulla Luna, per carità di Dio, il mondo è bello perché è vario, ma se fino... E la stessa von der Leyen, me lo sono scritto, dicevo, era il 22, Putin fallirà, l'Unione Europea prevarrà,
le sanzioni stanno funzionando, io sono qui per restare. Forse l'ultima era una minaccia, cioè il io sono qui per restare effettivamente è l'unica delle cose che con 3 anni di distanza. Quindi è questo, io temo che ci sia un progetto, perché poi quando alcune fabbriche tedesche si stanno trasformando da fabbriche produttrici di automobili e componenti di automobili in fabbriche produttrici di armi e di prodotti bellici, la von der Leyen è tedesca. Si sono inventati il Green Deal, l'ecosuicidio di interi settori industriali, economici e produttivi del nostro paese. È stata una follia, va azzerato domani mattina il Green Deal. Le auto elettriche. Quindi, e qua non c'entrano i dazi di Trump, perché adesso sembra che il problema di oggi sia la possibile entrata sul mercato di una guerra commerciale che noi vorremmo scongiurare. Il dazio non è mai una buona notizia, la guerra commerciale non è mai una buona notizia. Però l'unico vero dazio che in questi anni è caduto sulla testa dei nostri imprenditori in Veneto e in tutta Italia non è arrivato da Washington, non è arrivato da Pechino, è arrivato dall'idiozia dei burocrati europei e dalla Commissione europea, che è il vero problema del nostro sviluppo, del nostro presente, del nostro futuro. Cioè pagare i contadini per non fare i contadini, pagare i pescatori per non fare i pescatori, pagare gli imprenditori per non fare gli imprenditori, pagare i camionisti per smettere di fare i camionisti. Chi è che ce l'ha imposto? Trump? No, ce l'ha imposto qualche genio che adesso evidentemente vuole riconvertire le sue industrie. Se la von der Leyen si sente il primo ministro tedesco, si occupi di Germania. 800 miliardi di euro di debito comune per comprare munizioni, armi, missili e carri armati? No, no e ancora no. Il piano von der Leyen è morto, è finito, è cancellato, è sepolto. Investiamo in sicurezza nazionale. Investiamo in sicurezza nazionale. Il nostro problema, l'emergenza, sono i carri armati sovietici a est? No, io penso che la nostra emergenza sia l'invasione islamica dai confini a sud. Quella è l'emergenza nazionale da fermare. L'immigrazione clandestina. Su quello dobbiamo poter fare debito, non su altro. E la storia della Serenissima, nel 1571, noi siamo qua oggi a parlare da donne e uomini liberi, ragazzi e ragazze che se vogliono si mettono la maglietta e si mettono la gonna senza che nessuno pretenda con chi si devono sposare, che Dio devono pregare e con chi devono far l'amore. È perché la metà della flotta della Lega Santa che sconfisse la flotta musulmana nella battaglia di Lepanto partiva dalla Serenissima Repubblica di Venezia, insieme al Regno di Sardegna, insieme al Regno di Sicilia, insieme a Genova, insieme alla Lombardia, insieme all'Emilia, insieme al Granducato di Toscana. E la battaglia di Poitiers, e la battaglia di Vienna, e la Reconquista in Spagna. La storia è questa. Il nostro problema non saranno i carri armati sovietici, il comunismo è morto, il fascismo è morto, il nazismo è morto, siamo e rimarremo in democrazia. Però andassimo a rileggerci i libri, alcuni passaggi di una pensatrice, di una filosofa, di una scrittrice, di una giornalista, di una donna libera, nata a Firenze, come Oriana Fallaci, che dovrebbe essere adottata come libro di testo nelle scuole medie italiane. È dedicato a chi vuole riarmare l'Europa contro presunti nemici, scriveva, ma lo scriveva decenni fa e sembra scritto oggi pomeriggio: l'Europa non è più Europa, è Eurabia, una colonia dell'Islam, dove l'invasione islamica non procede solo in senso fisico, ma penetra nelle menti e nelle anime. Ecco, io penso
alle cosiddette femministe, l'Islam, l'applicazione integrale della lettera coranica è nemica delle donne, è nemica della libertà, è nemica della democrazia, è nemica dell'Occidente. E scriveva sempre Oriana, l'Islam è il Corano, cari miei. Comunque e dovunque, il Corano è incompatibile con la libertà, è incompatibile con la democrazia, è incompatibile con i diritti umani, è incompatibile col concetto di libertà. È bellissima la mozione che parte dal Veneto, che coniuga identità, sovranismo, sviluppo e futuro. È altrettanto importante la mozione che riguarda la compresenza pacifica, bella, libera, sorridente delle fedi, delle culture, delle tradizioni, delle bandiere, delle religioni, che però prevede un fattore fondamentale, che per concedere mezzo metro quadro di spazio nelle nostre città, qualunque confessione religiosa prima deve sottoscrivere un accordo con lo Stato italiano. Prima deve sottoscrivere un accordo con la Repubblica Italiana riconoscendone il codice penale e il codice civile. C'è una religione in questo momento, una sola, che ancora non ha sottoscritto questo patto con la Repubblica Italiana? Sì. C'è una religione che ancora non si è data una struttura, una gerarchia, una compattezza? Sì. Ebbene, fino a che questa unica religione, perché noi non abbiamo problemi, ognuno crede al Dio che vuole. Uno può essere cristiano, cattolico, ortodosso, buddista, ebreo, valdese, protestante, Hare Krishna, ateo, ognuno può essere quello che vuole, islamico. Però per chiedere degli spazi su terra veneta, su terra italiana, o riconosci il primato delle leggi italiane oppure non ti do neanche mezzo metro di spazio a casa mia, perché quella è conquista, quella è prevaricazione, quella è sopraffazione. Ecco, nel kit di sopravvivenza invece dell'accendino e del mazzo di carte, i libri di Oriana Fallaci ci vorrebbero per spiegare qual è il rischio che stiamo correndo. E quindi la storia della Lega che nasce in Veneto, nasce in Lombardia. Io quando feci la tessera era il 90, l'attuale segretario del Veneto non era nato e non c'era neanche la Lega Nord, c'era la Lega Lombarda e già noi i veneti li vedevamo, ma i piemontesi, poi gli emiliani, i toscani, poi i trentini, no, io il trentino lo adoro a prescindere, quindi da quel punto di vista il problema non c'è. Però è una storia incredibile, originale, sempre controcorrente, mai col vento a favore. Siamo nati senza soldi, senza televisioni, senza banche, senza sindacati, senza amici nelle stanze che contano. Sono passati 40 anni, siamo senza soldi, senza banche, senza televisioni, ma abbiamo una cosa che non cederei mai neanche in cambio di tutti i soldi, le banche e le televisioni del mondo: degli ideali, dei valori, delle idee, delle prospettive. Certo, è faticoso, È faticoso, però come la goccia che incide la roccia. E permettetemi di dire, se siamo qua a celebrare la Lega che cresce, la Lega con 5 ministri, la Lega con 4 governatori, la Lega che stravincerà le elezioni in Veneto in qualunque momento verranno fissate, devo dire grazie ai militanti che non hanno mollato mai anche nei momenti più difficili. A chi non ha mollato mai anche nei momenti più difficili. A chi era in piazza col gazebo anche quando era difficile. Perché è bello festeggiare la tua squadra quando vince lo scudetto, però non puoi sempre vincere lo scudetto. Poi da milanista taccio sul momento calcistico drammatico, però
uno non cambia fede, non cambia pelle, non cambia squadra quando pareggi o quando perdi, perché se sei saggio la sconfitta ti deve dare delle lezioni, perché quando perdi e dici che bello ho perso, è colpa degli altri, è colpa dell'arbitro, è colpa del VAR, è colpa della sfortuna. No, se perdi c'è una tua dose di corresponsabilità. A me non piacciono quelli che cambiano maglia e cambiano bandiera. E che magari ma ripeto, lo dico senza rimpianto e col sorriso e con dispiacere per loro, sono usciti dalla Lega perché eravamo secessionisti e adesso sono in partiti che neanche l'autonomia vogliono sentir citare, quindi è gente strana, Però va bene, si perdono qualcosa loro, dai. Gli assenti hanno sempre torto, penso che siano animati da una buona dose di invidia. E dice, cacchio, se fossi rimasto là adesso avrei qualcosa da dire, avrei conservato la poltrona e magari anche la dignità, che vale più della poltrona. Però non fa niente. Quindi io penso che la scommessa vincente della Lega, e ripeto, la compattezza del movimento in Veneto ne è dimostrazione, sia essere consapevoli e orgogliosi di chi siamo e da dove veniamo, non avendo paura del futuro, non avendo paura di aprire le porte delle sezioni a chi viene a bussare domani mattina. Certo, questo lo diremo al congresso, da segretario della Lega, mi metto nei panni di chi in sezione in provincia di Padova, di Treviso o di Vicenza tira il carretto da 20 anni e poi magari ci sono le elezioni comunali adesso, ci sono le elezioni comunali l'anno prossimo e quindi è umano dire però ferma un attimo, se arriva il farmacista, se arriva il medico, se arriva il laureato, se arriva l'architetto, se arriva il poliziotto o l'insegnante che è bravo, che è conosciuto, che ha consenso, magari lo tengo un pochino fuori dalla porta perché adesso tocca a me. Ecco, questo è l'unico errore che non dobbiamo commettere. Ovviamente non vuol dire spalancare le porte a chiunque passi per strada, però crescere e circondarsi, e lo dico avendo cominciato con la gavetta da segretario di sezione, circondarsi in sezione, in segreteria, di persone migliori di noi, di persone più brave di noi, da cui imparare, da cui capire, perché altrimenti il rischio è di rimanere chiusi. Siccome abbiamo la missione di portare a casa l'autonomia e io penso che il triplete non ce l'hanno loro, il triplete ce l'abbiamo noi, Calderoli, Zaia, Fontana. Io devo dire che se mettiamo insieme il ministro, la Lombardia e il Veneto, ovviamente prendendo per mano tutto il resto del paese che, pensate alla regione Campania, più volte citata anche dai professori che ringrazio, che ha uno sbilancio annuo di circa 250 milioni di euro per sanità. Cioè la regione Campania, quindi i cittadini campani, quindi il sistema, quindi anche noi, i campani da Napoli a Caserta pagano ogni anno 250 milioni di euro perché devono prendere la borsa, prendere il treno, prendere l'aereo e andare a farsi accurare nelle strutture di altre regioni. Quindi noi, la nostra missione di libertà è un dovere morale che abbiamo nei confronti dei veneti e dei lombardi che hanno votato sì al referendum per l'autonomia, ma anche un dovere di giustizia sociale per chi nasce lontano da noi e per colpa della cattiva politica non può avere meno opportunità di quelle che hanno i nostri figli. Molto semplicemente, l'autonomia significa dare a tutti la stessa opportunità di crescita. Quindi io non mi scrivo mai le cose prima di parlare, però oggi qualche appunto me l'ero scritto perché sono passaggi, ripeto, delicati. Andiamo a celebrare un congresso che è programmatico ed è elettivo, quindi si sceglierà il segretario, si sceglierà quello che è la Lega nei prossimi anni. Ribadisco a onore della cronaca e a beneficio dei giornalisti
che questo è un governo voluto dai cittadini, in cui noi lavoriamo bene, in Consiglio dei Ministri ci sono degli alleati, ci sono degli amici. Questo governo arriverà fino al 2027 e se l'opposizione sarà ancora composta da Conte e Schlein andremo avanti almeno fino al 2037, al 2047, al 2057. Però entro questa legislatura l'autonomia dovrà dare i suoi primi frutti, perché adesso dobbiamo far capire alla gente che ti cambia la vita in meglio, che perdi meno tempo nell'ufficio pubblico, che se c'è un problema di emergenza idrogeologica non deve essere la regione fa la domanda al Consiglio dei Ministri, allora poi porti l'emergenza in Consiglio dei Ministri, lì i tecnici valutano se l'emergenza è abbastanza emergenza, poi l'approviamo, poi richiami alla regione e in 4-5 mesi riconosciamo l'emergenza. Se c'è un'emergenza la regione deve poter intervenire un minuto dopo autonomamente in tutta Italia. L'autonomia significa perdere meno tempo negli uffici pubblici, all'anagrafe, per il passaporto, e significa premiare il merito. Autonomia e premierato stanno insieme, non solo perché c'è nel programma. Avere più poteri alle regioni e avere un governo forte, stabile, eletto direttamente dai cittadini farà dell'Italia un paese più moderno, più efficiente, dove sta l'ostacolo nella burocrazia, sicuramente che non vuole cedere neanche un pezzettino del suo potere, e penso al tema, un altro tema che la Lega sta portando avanti, quello di limitare e concertare il potere di intervento delle sovrintendenze, che non devono poter bloccare qualsiasi iniziativa culturale, edilizia, urbanistica. Però la chiudo. Il tema è Bruxelles. Il tema è Bruxelles che vuole svuotare di identità il pensiero unico, la libertà di pensiero, la libertà di parola. La Lega è stata l'unica in Parlamento europeo che ha votato contro il Digital Service Act, che dice che sta a Bruxelles decidere qual è la verità che può circolare sui media e sui social. Cos'è la verità? Torniamo a George Orwell, dove la guerra è pace e l'amore è odio. Io temo che alcuni politici sul Viale del Tramonto a Bruxelles, non faccio nomi, Macron e la von der Leyen, stiano facendo tutto quello che stanno facendo per cercarsi un futuro che dal loro punto di vista è solo business e armi. Come qualche anno fa il business era su altro fronte, adesso c'è il business delle armi, per cui mentre a Riyadh, ecco, l'Europa ha fallito su questo, l'Eurabia di Oriana Fallaci, mentre ci sono attentati islamici, accoltellamenti e sgozzamenti, ahimè, quasi quotidiani nelle città europee, la trattativa sulla fine della guerra fra Ucraina e Russia non c'è a Bruxelles, a Parigi, è a Riyadh, è in Arabia Saudita o in Turchia, a Istanbul. E quindi io conto che il 2025 sia l'anno dell'autonomia, perché se lo meritano i veneti, ma se lo meritano 60 milioni di italiani che dall'autonomia c'hanno solo da guadagnarsi. Solo da guadagnarsi. L'anno delle riforme, la pace fiscale, la riforma della giustizia, però, e chiudo con quello che è il macro tema, che non è una bandiera, ma è identità, ed è il tema della pace, perché parlavamo di San Marco, parlavamo di Lepanto, ma parliamo delle nostre contrade, parliamo di Monfalcone, che torna al voto fra pochi giorni, ma pensiamo al nostro cuore del Veneto, pensiamo al centro di Verona, al centro di Padova, dove ho dormito stanotte, a Piazza Duomo, a Milano. Quindi bisogna capire da dove arriva il problema e capire come risolvere il problema. Il tema della pace è soprattutto. Io penso che, questo dicono le stime, la fine del conflitto fra Russia e Ucraina, 3 anni di guerra e 500.000 di morti, significherà innanzitutto salvare le vite di quei ragazzi,
salvare le vite dei diciottenni ucraini e dei diciottenni russi mandati al macello a combattere una guerra che non ha più alcun tipo di senso, perché nel 2025 le guerre finiscono a tavolino, finiscono in ambasciata, finiscono in diplomazia, non finiscono con la baionetta. E quindi la Lega deve essere baluardo di cambiamento, di innovazione, di futuro e di pace, il che non vuol dire peace and love, mettete dei fiori nei vostri cannoni e robe del genere, vuol dire lavorare per la pace, vuol dire ritenere che gli Stati Uniti debbano essere un nostro preciso punto di riferimento. Non è pensabile ipotizzare iniziative. E quindi c'è il rischio dei dazi? Sì. E quindi i dazi potrebbero essere un problema? Sì. E quindi cosa ci conviene fare per ridurre al minimo il contraccolpo negativo? Aspettare che a nome degli imprenditori veneti e italiani vadano a trattare la von der Leyen o Macron, o trattare direttamente come governo italiano per difendere i nostri lavoratori, i nostri imprenditori e la nostra economia? Non occorre uno scienziato per darsi una risposta, Quindi è questo. Io penso che il peggio della burocrazia italiana sia sommato alla terza nel peggio della burocrazia europea, che ovviamente ha le imprese come nemico, ha i popoli come nemici. Io ricordo un manifesto della Lega nei primi anni 90, se lo ricorderanno Attilio, Roberto, Luca, l'Europa dei popoli. Ricordo quando Umberto Bossi parlava di Forcolandia, perché a Bruxelles qualcuno avrebbe deciso chi mandare in galera e chi no. Ricordo quando Umberto Bossi diceva visionariamente che la legge di bilancio italiana, se non avessimo fermato i burocrati europei, sarebbe arrivata via fax da Bruxelles. E oggi cosa sta succedendo? Ci hanno detto per anni, fino all'altro ieri, che non potevamo sforare il 3%, che attenzione, siete attenzionati, altrimenti fate la fine della Grecia, vi chiudiamo i bancomat e vi mandiamo la troika, non potete fare debito neanche per salvare gli ospedali di montagna, le scuole di montagna, per aumentare le pensioni, per azzerare la Fornero. No, non potete fare debito perché ci sono quei numeri sacri. Adesso 800 miliardi. E sapete perché il piano von der Leyen è morto prima ancora di cominciare? Prima perché è sbagliato. Secondo perché c'è la Lega e il governo italiano a fare d'argine. Terzo, molto prosaicamente, perché i tedeschi se lo stanno già facendo per conto loro. Si sono approvati un piano di riarmo e di spesa da 500 miliardi di euro, cambiando la Costituzione, riconvocando il Parlamento vecchio a nuove elezioni avvenute. Io penso che neanche in Venezuela succedano cose del genere. Il problema democratico è a Bruxelles, non è altrove. E in Romania annullano le elezioni presidenziali a urne aperte perché ci sono delle intromissioni su TikTok e poi le riconvocano. E poi, siccome quello che non piace a Bruxelles ai poteri forti si ricandida e prima lo arrestano, poi lo mettono fuori legge. Questa non è democrazia, questa è Unione Sovietica nel cuore delle istituzioni europee. Ed è una vergogna che nessuno apra bocca. Quindi la Lega, baluardo di libertà, di democrazia e di futuro. Vi ringrazio. Forse mi ricandiderò segretario sabato prossimo. Devo decidere. No, io l'ho detto spassionatamente. Ho avuto 11 anni e mezzo emozionanti, perché quando, come diceva Luca, negli anni 90 non c'era Instagram, non c'era Netflix, non c'era il telefonino, non c'erano i social, c'era il volantino, c'era il secchio di colla, c'era il rullo. Sarebbe bello che, adesso è vero che ci sono i social, però la vita reale, lo dico da militanti a militanti, è sempre meglio rispetto alla realtà virtuale. E quindi il secchio di colla, il manifesto di carta, il volantino, non basta annunciare il gazebo su Facebook, andarci in 3
e farci il selfie dicendo ho fatto il gazebo. Il gazebo è un'altra roba. Devi far fatica, devi andare col sorriso incontro alle persone, e quindi quando mi chiesero di fare segretario della Lega nel 2013, a me tremavano i polsi, perché non è conto di fare il segretario di sezione, il segretario dei giovani a Milano, il segretario della Lombardia, sempre cose enormi. Il segretario della Lega, ragazzi, è tanta roba. Però con un po' di lucida follia che anima tutti voi per essere qua questo sabato, dissi sì, l'importante è la squadra. Ovviamente è una cosa entusiasmante che porto con me finché campo. Non è il lavoro più semplice del mondo, fare il segretario di un partito che ha milioni di elettori, migliaia di amministratori, decine di migliaia di iscritti, perché è chiaro che ogni tanto scontenti qualcuno, e poi il retroscena, e poi il borbottio, e poi quando le cose vanno bene è merito di tutti, e quando le cose vanno male, giustamente. Ma non sono mai stato abituato a festeggiare da solo le vittorie o ad allontanare da me le sconfitte. Parte sempre dalla testa quello che accade. Ho imparato che non bisogna mai esaltarsi nei momenti belli, e a maggior ragione non bisogna mai deprimersi nei momenti difficili, e se siamo qua è perché la barra l'abbiamo tenuta dritta. Certo, gli anni del governo Conte PD e gli anni del governo Draghi sono stati anni complicati, in cui fare il gazebo in piazza a Verona o a Vicenza era complicato, in cui spiegare che ci stavamo sacrificando per limitare i danni altrui era complicato. Però se non avessimo tenuto duro allora, non saremmo a celebrare la crescita e il rilancio oggi. È fondamentale tener duro nei momenti difficili. Quindi, per chi verrà a Firenze, se posso essere utile al mio popolo, alla mia comunità, non al mio partito, al mio movimento, alla causa dei nostri figli, io ci sono. Con una sola umile, sobria richiesta. Ovviamente l'obiettivo è di coinvolgere tutti. Se decidiamo di fare qualche altro anno di percorso insieme, e io metto a disposizione anche il mio tempo, la mia famiglia e la mia libertà personale, facciamolo, però con tutti gli avversari che abbiamo fuori da qua dobbiamo essere compatti, granitici, non ci deve essere be, bi, ba, bo, bu, chissà, dipende, vediamo, perché se andiamo avanti noi cambiamo il mondo. Adesso non è megalomania, però se andiamo avanti cambiamo il mondo, perché se riusciamo a far capire che il problema non è un'improbabile guerra con improbabili eserciti europei, e vedo sondaggi fantascientifici, e pensate solo a questo: se noi oggi avessimo questo mitologico esercito europeo, figlio di un debito europeo, con armi europee, magari senza il diritto di veto, perché come dice Prodi bisogna accelerare e affrettare le decisioni dell'Europa, il primo Macron manda i nostri figli al fronte. Mai i nostri figli vanno a combattere guerre contro terzi. Ci vada lui a combattere se ha smanie o ansie. Quindi rischiamo di essere veramente quel granello di sabbia che non sono riusciti a comprare, che non sono riusciti a cambiare, che non sono riusciti a condizionare, perché la Lega è straordinaria, è strana, è folle, è lucida, però non è in vendita. Rispetto a tutti gli altri, la Lega non è in vendita, non abbiamo un prezzo, non valiamo 30 ministeri. Ovviamente parlo delle sinistre, dei liberal progressisti, di quelli che ci fanno la morale, non di un centrodestra che magari può distinguersi su alcuni fronti, ma poi è compatto in Veneto, è compatto nei comuni dove governiamo, è compatto in Consiglio dei Ministri. Io penso a quelli che ci fanno la morale
e che poi magari ci hanno messo in tasca l'euro perché avremmo lavorato un giorno in meno e guadagnato un giorno in più, e adesso dicono che bisogna avere l'esercito europeo, e poi magari se c'è una giornalista che fa una domanda scomoda gli tirano i capelli e la prendono per il naso, ed è una roba veramente... vabbè. Quindi, e chiudo, saranno anni complicati, complessi, non semplici, bisogna studiare, bisogna coinvolgere, bisogna contaminarsi, bisogna aprire, bisogna avere non solo una tattica ma una strategia chiara: autonomia, federalismo, autogoverno, libertà dei popoli, libertà economica, libertà di pensiero, libertà di parola, superamento dei monopoli, degli oligopoli e degli organismi sovranazionali che si sono inventati per mettere una gabbia sulla testa dei popoli europei. Ecco, io penso che se saremo umili, compatti, vogliosi, impavidi e determinati come lo furono i nostri padri sulla linea del Piave nella battaglia di Lepanto, io penso che consegneremo ai nostri figli un Veneto, una Lombardia, un Piemonte, un'Italia, un'Europa migliore fondata sul sorriso, sul lavoro, sul benessere, sul futuro e sul merito, e tutto questo solo e soltanto grazie alla Lega. Tutto questo solo e soltanto grazie alla Lega. Viva il Veneto, viva il Leone, viva la Lega e viva chi non si arrende mai. Grazie, grazie e ancora grazie. Così Matteo Salvini dal Veneto l'altro giorno in preparazione al congresso della Lega che parte proprio domani, sabato alle ore 14, con grande diretta non stop su queste frequenze, quelle di Radio Libertà, domani sabato dalle ore 14 e domenica dalle ore 9. Assolutamente da non perdere.